Buon pomeriggio gentile pubblico, benvenuti allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Va in scena oggi San Cataldese Vibonese, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Fischia d'inizio, comincia San Cataldese Vibonese. Da loro che cerca Castro in area, lo stop col petto, prova la conclusione. Il pallone arriva tra le braccia di Ferilli. Su questo pallone perso in fase di costruzione dalla Vibonese. Lascia la sfera da loro, che cerca Castro in area, colpo di testa, poi Chironi che prova la conclusione al volo. La palla che però si alza sopra la traversa. Ancora palla affrontato da Di Rienzo che riesce a interrompere l'azione, poi Di Mino che può fare partire Rozzi. È buona la posizione del numero 17, ma arriva poi la segnalazione dell'assistente dell'arbitro. Arriva il duplice fischio del direttore di gara. Sentiamo adesso il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Comincia il secondo tempo di San Cataldese Vibonese. Lancio in avanti da loro che spizza. Lancio in verticale per Di Giglio. Duello con Sandonà. Pallone all'indietro per Dick che prova la conclusione e trova il gol. Arriva il fischio dell'arbitro. Vallo Iacono sul secondo palo. Da loro il colpo di testa e la palla che si alza sopra la traversa. Occasione gigantesca. Colpo di testa di Sandonà, poi da loro alza la sfera per Castro che di tacco prova a far andare Di Mino. Col ginocchio Ferilli rischia qualcosa, poi da loro che prova la conclusione diretta, non trova la porta. All'indietro da Di Corato, Ferilli che rinvia direttamente sui piedi di Romano. Romano poi prova la conclusione, trova però Ferilli che è tornato tra i pali. Morleo lo rimette subito, Romano, poi la palla che è ancora lì, non c'è fallo secondo il direttore di gara. All'interno dell'area colpo di testa, poi colpo di testa di il calcio di rigore per la San Cataldese. Calcio di rigore per la San Cataldese. Castro contro Marano, arriva il fischio del direttore di gara. Parte la rincorsa di Castro, la conclusione e trasforma e trova il pareggio la San Cataldese con Mattias Castro, glaciale dagli 11 metri. Fa 1-1. Tra i piedi di Balla che sbaglia il lancio. Romano, controllo non facilissimo, pallone che arriva da Morleo. Fa correre Pisciotta in area, Pisciotta mette il pallone in mezzo e la deviazione decisiva all'ultimo istante di Marafini che salva un gol già fatto. E arriva poi il triplice fischio del direttore di gara.